Carissimi amici, buonasera, buonasera, buonasera. Naturalmente mi stavate aspettando, ci impariamo qui a assai che non è tutta che passata di soi. Io, credetemi, ho tante, ma tante cose da potervi raccontare. Vorrei intanto incominciare dalla sanità. Carissimi amici di Facebook, quando una persona si sente male, con solo un pensiero che va all'ospedale, già il cristiano al 50% già è morto. Già è morto. Solamente quando arriviamo all'ospedale troviamo un bigliettino di chi che viene un calci morto in qualunque angolo dell'ospedale. E troviamo un dall'ascensore, un tennagli di potti, un cabanetto. Manca solamente tuo figliolo che appena vede spuntare la barella, poi un bigliettino in mezzo a dire figlio bello, appena te ne stai andando, chiamami che io arrivai. Cose dell'altro mondo. Basta, vi fanno tutti gli accertamenti, vi fanno l'ecografia, solamente quando vi fanno l'ecografia, quella è un momento così particolare che non glielo auguro a nessuno. Quando vi mettono giù gel sopra la panza che su di banche, pare che li hanno l'anno di 5 kg, pare che sta via due cotone, pigliano una bella pennellata, abbagliavano sopra la panza, ma da credere quasi quasi ci sta dicendo se per avanza una picca, datemi la mia come metto un te capite. Basta, vi fanno l'ecografia, il medico vi dà il risultato dell'ecografia e dice caro signore lei ci stava stare a casa che 2 anni con noi dice si deve ricoverare e già il cristiano dal 50% arrivava al 70%. Basta, la cosa più eclatante qual è? Che quando da chiamare un infermieri, quello è un momento, credetemi, di kid spettacolari, perché al nord quando chiamiamo l'infermiere manco passo minuto, l'infermiere spunta subito, ma qua al sud intanto dobbiamo trovare il campanello, ma ringraziare a Dio se troviamo. Appena troviamo un campanello, a stare attenti, o mi pigliamo la corrente e restiamo tutti secati. Ma quando sono campanelle fanno da lontano si sentono voci come dire ietta sangue e tu giustamente dopo qualche minuto sono tornano i mani danno a restare impazzati, tu giustamente sono tornano e senti un altro che dice ora stai arrivando che mi hai malanova, perché giustamente i nostri infermieri sono abituati così, magari alla quarta volta che sono spunta e lei che ha suonato, uno che ci avrebbe a dire no, io ora, io ho ventura che c'è come un po' sono. E questo è tutto. Poi cosa dirvi di tutti questi signorinelli che si fanno i selfie? Ah, non ne potremo più. Si fanno i selfie in qualsiasi punto della casa. Se sticcono in una cameretta, a mamma ci fa Jessica, dove sei? Nella mia stanzetta sono mamma, sto preparando il letto, lo sto sistemando, ma quando mai dei bed che sta a fare giù selfie, si mettono con i bed per palombini, con i bugichi fuori, qualche volta credetemi, sti piccirilli, sti figlioli che si fanno tutti sti selfie, si mettono che sta giunto al bagno perché il punto più importante è il bagno, lo specchio del bagno. Qualche volta che qualcuno si fa qualche selfie, magari da rete ci sarà la sua madre che si stava facendo la doccia, andiamo su Facebook e non vediamo che succede. Perché questi selfie non se ne può più, non se ne può più. Poi non vi dico quando andiamo al mercato a comprare la frutta, oddio se ho trovato un chilipira, ma oggi mi potete mangiare. Beccattate un chilipira oggi e vi potete mangiare o 15 d'agosto. Perché è così, non si trova più una volta la frutta solo l'odore che faceva. Oggi veramente per mangiare un poco di frutta ballate a cattare almeno una settimana prima, ma la sta di fuori ma si matura, perché se volete mangiare a un minuto non ve la potete mangiare. Ma vorrei dirvi ancora un'altra cosa molto ma molto importante. Strada facendo mi trovavo sulla via dei Mille a Messina. Ad un certo punto ho visto una signora che aveva con sé 10 bambini. Io giustamente quando ho visto questa signora con questi 10 bambini ho pensato sarà una donna dell'asilo che starà portando i bambini a fargli vedere qualcosa. Ad un certo punto mi sento chiamare impariapo, io giustamente
mi sono girato e sono andato da questi bambini. Quando ad un certo punto questa signora gli ha detto: Pietro, state zitti. Sti piccini se stessi sono tutto nudi, io giustamente mi scanaliai. E se manca una parola sola a peso, sti piccini se stessi sono nudi. Ma mi sono incuriosito. Ad un certo punto gli ho detto: tu come ti chiami? Pietro. Tu come ti chiami? Pietro. E tu? Pietro. E tu? Pietro. Basta, sti piccini si chiamavano tutti peso. Dice: signora, mi tolga una curiosità, ma questi bambini ci sono i miei figli? Ma li ha messi a tutti Pietro? Sì. Ci impariamo così, quando io li devo chiamare, c'è Pietro a tavola. Perché vengono tutta una volta. Ma ci sono là, io ho ragione. Cioè, quando li devo portare a scuola, Pietro, alzatevi che bisogna andare a scuola. Sti vicini adesso sono una volta e si fanno giustamente, si sistemano per andare a scuola. Signora, se gliela posso fare una domanda, ma quando lei la va a rimproverare a sti picciretti, come fa? Ah no, dice impariamo, quando le rimproverare li chiamo ad uno per cognome. Vi ho detto tutto. Ok, adesso concludo, saluto tutti voi, un saluto al grande amico di Reggio Calabria Giuseppe Connelli, al grande cabarettista Mimmo Tiramisù, a Salvatore Calucci e naturalmente saluto tutti i messinesi e tutti voi che mi seguite su Facebook. Un ciao da Pariapo, un cabarettista. Ciao!